quanto mai? Gino, ascoltami qua. Dove sei stata a finire? In piazza. E ho sentito una novità. Gli dice che qua sul borgo si arriva una donna malefica, una strega. Una strega? Una strega. Ma che strega è strega! Ah, ti avevo detto, ti fa mai frequentare quel borgo là. Bisogna che ti stai qua, in mezzo a ste pecore qua. E dove sei la sistemata strega? Gli dice che se la sistema su le coe, che sei a casa vecchia, vicino al cimitero. Nel cuore. Sì. Dino, ma cosa ti è questa storia qua? Ti dice che vai in giro a tirare su le erbe sane. Ma dove io? Forse che aveva fatto i figli magici. Se ti passasse più tempo che tirato su erbe, a sta ora qua noi altri, avremmo tutti a panza piena. Femina, non sta a pacciuare, non sta a mormorare di striga, perché se te senti mi manda il malocchio e maledizione. Ma vai. Ma guarda Dilio questo qua. Ma io vedo Dio che tira il giacco delle femmine. Ma siamo a posto ora qua, Lo sai, Ma questo che streghe, Gio. Adesso che penso? L'altra sera ero sentato qua fuori dalla porta insieme con i miei bei putei, quando che a un certo punto ho visto una roba strana a volare in cielo. Oh Maria, guarda. Subito avevo pensato a una sorta di Oseo, Ah, sì. ma era massacrando. Per me era una strega che volava qua a scuola. Adesso andiamo a toccare il fondo. Per me, te ieri in compagnia di un bottiglione di vino. E a scuola, era quella di tua moglie, che ti mandava in letto da quando imbriaco che ti eri a casa. Acqua! E streghe esiste, mica credo. Su cara, va per evitarmi la merenda che ho fame, basta che ti streghe qua, non c'è maglia, acqua e via. No! Oh, qua l'uomo sempre a lavorare. Ma gli dice che streghe sono tutte cattive, fioi del diavolo. Ma per me non è vero. E può aiutare a povera gente come noi altri. Mi, per esempio, avrei un gran desiderio. Mi piaceria tanto avere un puteo. Ma pararia che sia qualcosa che non funziona. Gino dice che la colpa è mia. Perché non che sto vicino tutta la notte. Ma mi, qualche volta, vengo mal di testa? Ah, vedo che se Dio cercare qualcosa, posso essergli utile. Ma sposetta, potrebbe essere a me che sono utile a ea, visto che guarisco le ferite del corpo e dell'anima. Beh, ora sì che può aiutarmi a cano altri. Mi e Megino volessimo tanto avere un puteo, ma pararia che sia qualcosa che non funziona. Ecco qua, Gino, vieni a trovare forse rimedio a tutti i nostri problemi. Ma si via qua a testa! Vedi a contare tutti i nostri affari al primo che ti caldi e che passa di qua. E soprattutto a questa qua! Ah, buon uomo, non è per mio di aver dato tanto fastidio. Ah, son solo che drio torsu di erbe, perché siccome che guarisce persone e fa comprare femmine, gli dice che sono una striga. Ma non per neanche una strega, sei una brava femmina, vuoi solo che aiutarne? Per essere una strega, basta essere una femmina. E la femmina di quasi sempre una strega. E mica ho paura che questa magia a me fa diventare un animale. Ah, proprio, Cavalier, proprio pensa, ha un bel muso, guarda, ho due ricce lunghe, grande, una coda lunga. Ah sì? Oppure ti mi farai morire anche le bestie? Ghine tante a sto mondo, soprattutto codosate. Ah sì? Ah così? Guarda, ciò. Ma vai a... Assa che vai. Ascolta qua, cosa che femo lì e ti adesso. Ora andiamo sui prai e togliamo su i fiori più bei. E dopo andiamo sulle roste e togliamo su i vermi da terra. Li mettiamo insieme, li buttiamo sul pignaton e dopo li mettiamo su a seccare. Quando che se diventa una bella polvaretta,
E beh, da Gino finché dorme, te che cavi un po' di capelli. Te che a me ti passora, pensava re, a funzionerà. Speriamo Sì, che a funzioni. funziona, fidate. Speriamo. E dopo pensiamo anche a fare tomate testa. Ma cosa andrà a fare adesso? Cosa brucia? Cosa brucia? Guarda. Guarda. E così fece Pierina quella notte stessa. Ma il futuro della strega doveva essere oscurato dalle tenebre della chiesa. E infatti, quando si seppe che il borgo aveva dato ospitalità a una strega, il potere religioso tuonò contro i poveri contadini. Oh, qua tutti ti arriva il monaco. Chissà che questo parla bene. Mi è giunta voce che in questo borgo avete dato ospitalità a una strega. Oddio, Madonna, capito? Se questo fosse vero, da un momento all'altro su di voi, su tutti voi, cadrà la punizione divina. E sapete che essere complici di streghe e fattucchiere è un delitto contro la legge divina? Allora, ditemi, dove si nasconde la serva di Satana? Adesso che penso... Cosa l'hai L'avevo vista muovere. Nessuno parla. Allora scogiterò io un modo per condannarla e catturarla. Quanto che ragione. Gente, che avevo sentito cosa che ha detto il monaco. Guardate che cose qua si mette mai adesso. Sai io cosa che femo? Bisogna che parliamo e se no mi usa tutto il borgo. Guarda che te sai dove che si nasconde, Perché mi tengo anche visto. Mi avevo vista, ma mi non so dove che si nasconde. Sì, te ho visto mia nel supercoico ea. Beh, ma insomma, ha fatto solo che del ben poretta. Tagli! Punto finire la caticcia al fuoco! Anche se la stessa somiglianza tra te e una strega che lì! Bravo Gino. Ah! Oh, senti, arriva i guardie. Ma te che mi non ho fatto niente, non ho fatto niente, a te di stare, mi ho fatto solo che del bene, non ho fatto niente. Ma dai, ragazza, pa! Non ho fatto niente. E adesso gli porto in tribunale. Tutti vermi, tutti Era mossi, che avevo ragione, tutti guarda qua, questi, basta. Che avevo ragione, che avevo. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Luciana! Non ho fatto. In base alle voci che girano in paese, siete accusata di seppellire i cadaveri del cimitero per far preparare filtri d'amore. Fingete di guarire dalle malattie senza niente sapere di medicina. Mangiate i bambini. Organizzate sul Colbattia osceni convegni con ricchi banchetti e cibo a satietà. Ecco cosa ora non ha in mia vita mai! Cibo permesso solo alle streghe. Non ha di pareti con lei piensa sia casa! Casa! Senza mai! Pertanto, in nome della Santa Chiesa, ti condanniamo a Roma! Satana le punirà tutti. Anche Le streghe furono condannate al rogo dalle superstizioni del tempo. La loro è una storia intricata, appassionante, terribile. È una vicenda di una folle caccia perché belle, brutte, ingenue, colte, semplicemente donne.